Benvenuti al Palermo Meusa Posting, l'unico podcast completamente in palermitano per i palermitani. Per i picciotti e dai picciotti. Per i picciotti per i picciotti. Oggi vogliamo parlare di un concetto molto importante per noi. La mafia non esiste. Parliamoci chiaro. Vero. Oscuro. Direttamente dagli studi della Chiave, Catania MP presenta il Minchia Podcast. Com'è andata le vacanze, le cose, il podcast? Abbiamo già detto. Abbiamo già detto. Abbiamo già parlato, però adesso è finita anche l'Epifania. È finita anche l'Epifania. Porta tutte quante le feste via. Com'è andata? È andato bene, mi sono sentito sollevato. Ormai capita da un po' di anni a questa parte. Quando finiscono le feste mi sento meglio. E questo è perché diventi più grande, stai invecchiando. Divento adulto forse. Lo sai cosa è stata la cosa più bella di queste vacanze? Parliamone seriamente. Parliamone seriamente. Il fatto che siamo in maniche corte a gennaio. Bellissimo. Cioè, stupendo. Meraviglioso. A dir poco imbarazzante. Ha i suoi lati negativi. Tipo ovviamente. Le mosche alla chiave. Le mosche alla chiave, le zanzare. Ecco, vabbè, ma le zanzare sono finte, le mosche invece sono quelle reali. Le mosche sono quelle vere. I suoi lati positivi, i suoi lati negativi, il fatto che adesso ci sono i limoni che fioriscono a gennaio, che quindi magari uccideranno gran parte dell'agricoltura siciliana. Le cose, però almeno io sto sereno fino a gennaio, non mi messo manco il maglioncino quando esco di casa, Vero, verissimo. di giorno. Cioè, oddio, forse a maggio poi ci saranno meno 3 gradi. Non lo sappiamo, questo non lo possiamo prevedere ancora. Però ma maggio meno 3 gradi è carino, Cioè alla fine maggio con la neve, vai in montagna, di sera vai, di mattina vai a mare, ti fai il bagnetto. il fiume freddo. Vai al fiume freddo, ti fai un bagnetto tonificante, un po' come a San Silvestro. E la sera chalet. E la sera vai in chalet, vai a lingua sciare, grossa. vai a fare il tuo passaggino, le tue cose. Direi che comunque non è male come cosa. Qual è la storia del Negus che ho studiato approfonditamente? Cosa succede? All'inizio, la storia inizia nel 1889. La storia degli elefanti, ovviamente a Catania, inizia nel 1889. Cosa succede? C'è un accordo tra il Regno d'Italia, Sì. con Umberto I, il re Umberto I, Sì. e l'impero etiope, con questo famoso Negus, perché il Negus non è altro che l'imperatore etiope. Cosa succede? Fanno un accordo nel quale l'Etiopia riconosce l'Eritrea, che è una zona dell'Etiopia, come possedimento italiano, e nel contempo l'Italia, Umberto I, fa un prestito super agevolato all'Etiopia. Quindi In cosa? T'arrubo. In bacetti, in bistacchi, abbracci. in abbraccini, Ok. tutte queste cose affettuose. E cosa succede? Siccome è pieno d'amore, il buon Menelik, il Negus, decide così di regalare un elefante all'Italia. Umberto I riceve questo elefante, ma non sa cosa farne. E pensa giustamente che cosa. Grazie, bello. Volevo prenderlo. Un piccolo elefantino. È un piccolo elefantino. È un cucciolo. È un babyfante. E lo porta a Napoli. E poi si ricorda che a Napoli, cioè ricorda che a Catania, in realtà il simbolo di Catania è un elefante. E quindi lo portano a Catania. E chi traffico? Sì, lo portano in treno, arriva in treno, un casino, un macello, la folla festante, l'amministrazione comunale che dice ma che cazzo lo mettiamo l'elefante? Grazie, anche questi, grazie, bellissimo. Bellissimo. Però La TAB, no? Ah? sì, con la tab, con Italo penso sia arrivato. Col Freccia Bianca. Salutiamo niente, Italo che ci salutiamo la Freccia Bianca che ci permette di raggiungere Palermo in più tempo che in auto. che a piedi probabilmente. Arriva a Catania e lo mettono nella villa. Fanno una zona nella villa. Infatti, adesso se le cercate, andate online, guardate, cioè senza uscire dal podcast, aprite nell'altra tab. Se avete un telefono, non lo so, prendete un iPad, vedete che ci sono le foto dell'elefante alla villa con tutte quante le persone attorno. E poi c'era una gabbia. Cosa succede? Dopo qualche mese sto elefante muore, ovviamente. Muore perché è malnutrito, muore perché è in un posto piccolissimo di merda. Però non è Ci sono l'unico pure elefante. scordati. Molti pensano che ci sono solo 2 elefanti a Catania, ma in realtà ce n'era potenzialmente un terzo che è stato regalato da Roma a Catania, non so perché, da qualche circo, da qualche cosa. Regalato a un circo. No, regalato, non lo so, da qualcuno a Roma. Ho letto questa cosa in maniera fugace. Però è morto durante il trasferimento, cioè non è mai arrivato a Catania.
E poi c'è stato il terzo, regalato da Darix Togni durante gli anni della ruggente Catania, intorno al 65, sono molto informato su questa cosa, 1965, è stato regalato da questo tipo del circo, Darix Togni, che aveva il famoso Circo Togni, in cambio di pubblicità. Questo elefante era vecchio, che però è un elefantessa, aveva 80 anni. Vabbè, sì. non sapevano che farci. Ha detto, Mi avrebbe uscito, non se la prendeva. Ha detto, ma qualcosa dobbiamo Sai, mettere. elefante, cavallo, alla fine Sempre selvaggio. sempre buona, è una carne magra, è buonissima. Comunque, cosa succede? Quindi gli fanno un vero e proprio corteo, fa una camminata lungo le vie di Catania, parte da Piazza Alcalá, passa dal Fortino, per Porta UZ, arriva al Duomo e dentro il Duomo diventa scemo, impazzisce, distrugge tutte quante le macchine attorno alla zona, lo sedano e lo portano anche questo alla villa. E che succede ovviamente? Lui muore. Però dopo 2 anni, un po' di più. Sempre lo stesso motivo, anzi, gli elefanti, non so se lo sai, ma sono animali molto sociali. Ma anche molto longevi. Anche molto Perché longevi. appena arrivati a Catania muoiono subito? Perché appena arriva a Catania muoiono Perché non è il subito. loro habitat naturale, evidentemente. Ah, questo lo dici Ma tu. nemmeno il mio Sono habitat elefanti naturale. Questo lo dici tu. Sono elefanti palermitani, no, io non ci vivo qua. Possiamo Pozzo dare- Palermo e muoiono. Possiamo così. dare giustizia ai 2 elefanti, perché il primo si chiamava Manelik, in Manelik. onore del nome proprio del Negus. Si chiama Esatto. Manelik. E l'altro si chiama Tony. Che L'altro però in era realtà- Tony, nonostante fosse femmina. Vabbè, ma queste sono cose che dici tu. Queste sono cose sessiste. Cioè queste cose nonostante. Magari si riconosceva in un altro genere. Magari esatto, era un'elefantessa che si riconosceva in un elefante. Corrado oggi è mega comico, ve lo dico, ve lo giuro. Sta prendendo morire dalle risate. Senza fare niente. Senza fare niente. Senza Hanno parlare. gli occhiali. non lo Per so. me posso continuare così. Io parlo e tu sei in silenzio io sto in così. silenzio, E zitto, fai zitto. faccine tipo Jim Halpert. Ma in realtà poco fa ho fatto un occhiolino, però immagino Ah, non si sia occhiali. visto, esatto. Non l'ho visto. Eh, Ma proprio tu che gli sai? elefanti. io Perché il Liotro è il simbolo di Catania? A questo punto spieghiamo anche questo. questa la sai tu. questa allora, partiamo dal fatto che Eliodoro non è sempre stato il simbolo di Catania. Lo è diventato, diciamo, dopo il 1239-40, anno più, anno meno. Sì, stranamente specifico. Stranamente specifico, ma perché ho il gobbo là sotto. Prima Salutiamo Tre prima Pacchetti dell'Iotro, salutiamo Tre Pacchetti Nero che ci gobba sempre. Prima dell'Iotro, il simbolo di Catania era l'effigie di San Giorgio. Esattamente. E poi divenne Eliotro perché si pensa che questo Eliotro fosse stato trovato su un obelisco romano. Questo lo so, questo mi hanno detto da alcuni. Tipo quindi è una sorta di richiamo alle battaglie contro i cartaginesi. Potrebbe essere. No, Non lo so, questa notizia in realtà mi hanno data un fans. Un fans? Un fans. Uno. Un fans. Uno. Nome e Perché cognome? Giuseppe Crimi. Mi ha detto, no, ci sono state alcune critiche mosse nei confronti della critiche. Podcast? No, del podcast. Sono, Connezioni. sì, no, semplicemente note da aggiungere a ciò che è stato detto, ovvero la cosa del Negus, ok, tutto giusto, ma perché effettivamente l'elefante Catania aveva l'elefante come simbolo? E quindi poi ci siamo documentati. Questo, cioè, ti abbiamo chiesto questo e non hai risposto No, ancora. infatti stavo arrivando, vai. facciamo un volo pindarico. Successivamente poi è successo questo e niente. Cosa? E Cosa è Catania l'ha successo? avuto come simbolo. Ma che cosa? Di che stai parlando? E c'è stato un taglio. Allora, Perché non l'hai c'è- ascoltato, c'è stato un taglio proprio nel montaggio. Ho detto- No, è in produzione il taglio, l'ho fatto io ora. Ah, esatto. Forse tu ti sei C'è distratto. tutta quanta la storia del fatto che è stato messo come simbolo perché nell'antichità si parla di questo Allora, elefante Federico che è II di scacciato. Svevia a un certo punto elevò Catania a città reggia. Che significa? Città sotto il dominio del re. Ok. Sotto il controllo del re. Prima Non lo dico per me, lo dico per il pubblico. Per il che è pubblico, che è ignorante. Perché sono catanesi di Leggete, merda. cretini. Catanesi di merda. Cretini. Ma studiate, fatevi un giro. Oh. Guardate il mondo, coglioni. Si vede che non hanno fatto il Mamma classico, mia, si no? vede che non hanno fatto per niente del classico. Di questa cosa parlerei comunque. Cioè, usciamo dai gangheri, no? Però Usciamo dai gangheri. Dalla Cioè, gangheri. il concetto della scuola ne parlerei, perché comunque il fatto che noi abbiamo così tante conoscenze non dipende da tutto quello che siamo scritto No, qua, zero. ma dipende dalla nostra perfetta conoscenza dell'antica Nella Grecia, nostra romana, smodata cultura. perché noi abbiamo fatto la scuola migliore di Catania
da sempre, cioè dal 1861, la migliore scuola di Catania, che è il Cutelli. Stavo per dire il Vaccarino. Comunque, a parte questo, prego, scusa, ti ho interrotto, Pensate, continua. uscito dal Cutelli, non è che ho il dente d'oro. Vabbè, Comunque. c'è un motivo per cui tipo ogni sabato e ogni venerdì al Gammazita. No, Perché andavo al Cutelli, ovviamente. esattamente. Poi in realtà, cioè, molte volte abbiamo parlato nella nostra vita da pagina di meme, quando ancora Era un cucciolino, era solo un leak. Quando eravamo piccoli, ci seguivano 3-4 persone piccole, facevamo le battute su Sant'Agata scherzose, simpatiche. Su Facebook, ti ricordi Facebook? Se segui dai tempi di Facebook, commenta qua sotto scrivendo. Comunque, stavo dicendo, stavo raccontando del fatto che da quando siamo a pagina di meme, tante volte è uscito alcuni discorsi, ci sono dei topic che sono esplosi. Chi è Zalisa? Zia Elisa si pensa fosse una grandissima donna di cultura, ma più che altro di professione. Sì, che abitasse in quella zona di quel quartiere di Zia Elisa e fosse molto, molto conosciuta dagli abitanti di Catania. Io so questa storia. Allora, la Questa storia molto, molto volgare, nel senso che viene dal popolo. Ah, quindi Dal stiamo popolo. parlando di una squillo, no? Una sex worker. Una Una sex sex worker, worker. una donnina della notte. Diciamo che oggi, vabbè, la piattaforma anche cosiddetta La piattaforma blu. blu. No, comunque la storia, secondo i nostri autori, i nostri numerosi autori, è quella che fosse una bellissima donna, moglie di un proprietario di un fondaco, che c'è, cos'è un fondaco? Boh, non lo sappiamo. Cos'è questo? Tu lo sai cos'è questo? Un Oscar. Lasciamo stare. Questo E ho per detto chissà. tutto. Questo E per ho detto chissà. tutto. Comunque, era la moglie di questo tipo di un fondaco. Cioè di questo moglie di questo qua che aveva un fondaco. Era bellissima, tutti quanti la conoscevano perché era bellissima. E addirittura hanno fatto un busto. C'è un busto che adesso è perso. Cioè non si sa che fine abbia fatto questo busto. Chi l'ha fatto? I Baccarini? Come Vabbè, tutto il resto a insomma, Catania. Vabbè, però il Baccarini, per dire, è uno forte. Averci. È uno forte. Averci. Averci nel Baccarini. Pensa anche al convitto Cutelli, che ha tutta quanta tipo il cortile chiostro. interno, esatto, il chiostro, sì, è tutto del Vaccarini. Il Liotro stesso è stato fatto, la ricostruzione del Liotro, correggetemi se sbaglio, è stata fatta pure dal Vaccarini. Ha fatte la badia di Sant'Agata forse è pure del Vaccarini? La badia o può essere. comunque Qualcosa in via Crociferi, capace pure. sì, comunque Che la trovi. a proposito di Via Crociferi, che sai della storia di Via Crociferi? A proposito di via Crociferi, C'era un perché fantasma, una sorta di fantasma, C'era no? un fantasma, che si è detto Un cavallo. Però non era un di un cavallo. cavallo, ma non un cavallo così, un cavallo, no. Questo era un cavallo che da via Plebiscito ci è passato, ma per sbaglio in realtà. Perché era un cavallo senza testa. Il Cioè? fantasma di un cavallo senza testa. Era un fantasma? Si dice. Non è- Allora, Senza testa. questa storia la so. Sì. Per me, doti naturali ovviamente l'ho appena appresa. Si dice che via Crociferi fosse un luogo di ritrovo per la nobiltà catanese. Fosse un luogo ma non tanto di ritrovo, fosse diciamo la Tinder dell'epoca. No, era Se secondo me il andavano- quartiere a luci rosse di Amsterdam. Esattamente, la nobiltà catanese si ritrovava lì per fare quelle scappatine. E Le sporcizie. No, le fuidine che è un'altra cosa, poi parleremo della fuidina. È importantissimo. Vabbè, secondo me. è insieme all'omertà uno dei valori su cui si fonda la nostra cultura La nostra catanese. cultura, verissimo. E quindi questi nobili uomini, perché erano uomini catanesi, si trovavano con le nobili donnine, perché ovviamente uomo, donna, e si ritrovavano lì per avere le loro scappatoine così, non incestuose, che No, pare male, sì. extraconiugali. Extraconiugali. E allora però a un certo punto questa cosa ovviamente dava un po' di fastidio perché davano nell'occhio e allora si decise di far girare, non so chi, forse era Alfio, forse Marcello, di far girare la voce che per quelle strade girasse il fantasma di un cavallo senza testa. Però questa storia Spagna, pauretto. Allora, E non finisce qua, perché c'è stato un la leggenda narra che c'è stato un particolare, un giovane,
E dice, vabbè, sì, certo. Era Una sintetica. Una sintetica. No, dice, non ci credo. E quindi dice, ha sfidato i suoi amici e ha detto, vabbè, vado là Tutta la notte. tutta la notte e vado a piantare un chiodo su quale chiesa? Non ho capito quale delle No, è perché l'arco ci sono... delle suore. sull'arco. Ah, è proprio l'arco. L'arco, sì, Sì, Dentro di l'arco. quella di clausura. Ok, è andato, si è arrampicato sull'arco, giusto, correggimi se sbaglio, e ha piantato un chiodo. Che Poi si dice, ha detto agli amici, così domani lo vedete e capite no, ma che ci sono stato. parrebbe essere ancora là. Sì, confermo O comunque- ancora là. Hai controllato? Sì, ci sono stato. Cioè, quando sono passato lì ho visto e ci sono. Ma dov'è? Tipo, ci sono più chiodi. Proprio nell'arco delle suore di clausura. Dove una volta stavano le suore di clausura, ora non ci stanno più. Però ci sono ancora oggi i chiodi. Ah, ok, cioè... però la storia finisce male. Finisce molto. Finisce male perché lui quando si arrampica prova a scendere. Il mantello Esatto, il mantello gli si impiglia Gli si impiglia. nel chiodo. è convinto, Lui, di dalla essere, paura è convinto di essere stato preso dal dal cavallo. e quindi muore di paura, muore sul colpo Sì, di ma paura. si dice come è morto, ma forse impiccato col mantello. Di crepacuore. Di crepacuore. Muore di crepacuore. Ma un fantasma. Lorenzo Palermo. Le leggende che sono un po' la fondamenta, secondo me, di non solo della cultura catanese, ma in generale di quella siciliana. Tipo figure come Colapesce, che presumo che conosci Colapesce- tutti, che tu sei Colapesce innamorato di Colapesce tu. Ah, io pensavo tante tu. volte che ne hai parlato, tante volte che hai parlato di Colapesce. Ne abbiamo parlato tante volte, tu però sei- pensavo fossi tu più in No, ma tu sei ragazzo di mare, quindi... Sì, mi piace, però devo dire, con la pesce in particolare, il mare mi piace molto. Poi ne puntata apposita. Puntata sul mare, dove Puntata sul mare. invitiamo quella persona là, Quella la persona persona che sa di mare. Con la pesce, un ragazzo. Ma che ragazzo? Un ragazzo che sapeva nuotare. Basta, forse non si ricorda molto. Era famoso sicuramente Tanto perché... era Buddaci. Intanto era Buddaci. Partiamo di dopo. È un grandissimo ragazzo, grandissimo anche non troppo grande, diciamo media altezza, ma tanto grande nel sapersi immergere e fuoriuscire, ricco di racconti Degli abissi. sul mare, sugli degli abissi. sulle tetre caverne sulle tette cadene. che sono all'interno del nostro bellissimo mare. Non sono bellissimo Il mare. Mar Mediterraneo. Che cosa vuol dire mare Mediterraneo? Lo sappiamo tutti. Mare Nostrum. Mare nostro. Niente. Vabbè, ma si vede sempre. Ma veramente, Sorge, proprio si percepisce dall'esterno questa veramente nostra cose. conoscenza sgorgheggiante. Comunque, sgorgheggiante tanto quanto queste storie di Colapesce raccontava ai suoi amichetti dopo che fuoriusciva dall'acqua, la sua fama tanto acclamata arrivò anche alle orecchie pensa, Popò di meno, chi? Federico II. Bravissimo, dello Svevia. E questo qua ovviamente Mi gusta. che Cioè, possibile. Posso dirlo? No, cioè, posso? Sì. E Federico II di Svevia dice vabbè sì, non ci credo che questo nuota. Penso che sia andato così più o meno il suo pensiero. Almeno. E che va in apnea così. Cosa così fa? Lancia? forte. Non lanciava qualcosa? Sì, e allora se ne cala a Catania. Con una barca arriva proprio al largo, riempie una coppa d'oro con tante robe pesanti e la butta in mare. Ok. E allora dice, o pigliela dopo, usciamo di tutto. Questo Federico II a Colapesce. A Cola, a Nicola. A Nicola. Cola da Messina. Nicola. A Nicola. E quello si tuffa top, e prende la coppa. Ma poi si rimmerge e nota che ci sono 3 colonne a sorreggere tutta la Sicilia. Non so la prospettiva effettivamente, ma si dice questo. 3 colonne. Una di queste colonne però la vide in stato di un po' fatiscente, perché si dice passasse molto cioè fosse molto vicino a un fiume di lava. E quindi con l'usura, col tempo, sai, la lava. Tipo Coca-Cola praticamente sulle padelle, che sgrassa tutto. C'era la storia della Coca-Cola e gli elefanti. Che non abbiamo Catania, detto. vero. Vabbè. Tanto per pochi. E niente, quindi si mette lì e prova ad aiutare questa colonna e la sorregge, perché se no senza quella scadrebbe tutta la Sicilia. E ancora oggi si pensa che Colapesce sia là sotto. Ha ragione, Sicilia ogni 100 anni Risale, emerge, vedi, oh, come siamo? e la situazione è sempre Immagina migliore. questo ragazzino, vedi i traghetti passare tutto il giorno avanti e indietro. I draghetti. Perché lui sta a Messina, no? Quindi
Comunque Piena di draghi, anche dovremmo mi sembra. dovremmo invitare, che ne so, tipo l'ingegner Cane, che è famoso, Il famoso ingegnere ingegnere che ha lavorato alle progetti A 1000.000 progetti. a 1000.000 progetti per il ponte sullo stretto, ma in realtà un argomento, il ponte sullo stretto, sarebbe un tema molto interessante. Comunque, per concludere, Sì. quali sono i 3 mestieri? 3 mestieri sono... Nessuno lo sa ancora in realtà. Io lo so, ma io non sono nessuno. tu non lo ovviamente. sai. Non lo so, non lo Tu so. non lo sai. Ma perché non lo so? Tu non lo sai. Prego. Vai, prego. Vuoi dirlo? Dai, No, dillo. no, assolutamente, dai, assolutamente. ti lascio questa chiusa. E così concludiamo questa puntata di TG Catania. Con la cazzo. Con la K. Vabbè, al solito ringraziamo tutti quanti. Puntata così. Puntata così. Puntata così. Per- Vediamo la prossima. per- Vediamo la prossima. Esaustiva. Esaustiva. Molto colta, molto. Speriamo di avervi sciolto tanti di quei dubbi che quando siete a farvi il bidet, vi sciacquate, tutte cose, ma chissà Villa Pacini perché si chiama Villa Varagli. Ecco, ora lo sai. Cretino. Anzi, cretino. Altro girino per voi. Arrivederci, salutiamo la chiave, salutiamo la nostra regia Nicola del Pao, salutiamo Frafazzo. Salutiamo Un 3 bacino. pacchetti €1. 3 pacchetti €1.